Grandissima siccità aumenta la portata del Piave perché una norma nazionale che è il codice ambientale, l'articolo 163, prevede che dopo l'utilizzo idropotabile ci sia quello agricolo. A far discutere, però, è la ricaduta che la diminuzione delle acque dei laghi montani potrà avere sul turismo. Si è mantenuta la quantità d'acqua maggiore possibile nei laghi di montagna e oggi con grande sacrificio del turismo di montagna, perché questo va sottolineato, spesso ce lo dimentichiamo, con grande sacrificio del turismo e di tutto quel comparto della montagna si sta aumentando la capacità di portata del Piave proprio per garantire quella quantità minima indispensabile per l'idropotabile e per l'agricoltura. L'emergenza sottolinea la necessità di creare un piano di recupero delle acque piovane, interventi già predisposti dalla Regione ma difficili da attuare. Il piano ce l'abbiamo e abbiamo le idee chiare. Il problema è quello di trovare le risorse, ma il problema ancora più grande è quello della normativa. Perché se io chiedo a una soprintendenza di trasformare una vecchia cava in un lago, penso che il diniego sia quasi automatico. Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo decidere in questo Paese quali sono le vere priorità e agire di conseguenza, altrimenti continueremo a parlare di problemi e di emergenze